come governo stiamo predisponendo nelle prossime ore un decreto molto robusto che dovrà affrontare innanzitutto l'emergenza sanitaria. Oggi c'è bisogno di nuovi macchinari, di respiratori, di tutto ciò che serve a sostegno dell'emergenza, ma anche il personale sanitario che sta lavorando con grande abnegazione e competenza e quindi va sostenuto anche finanziariamente, gli straordinari, le eventuali assunzioni per un periodo di tempo. Sostegno alla sanità, all'economia, alle famiglie. Di fronte alle conseguenze provocate dal coronavirus, Pierpaolo Baretta, candidato sindaco a Venezia e sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, annuncia un blocco di interventi del governo a 360 gradi che considerano anche le ripercussioni dell'emergenza sul lavoro. È necessario che venga data la cassa integrazione, soprattutto per quei settori che non ce l'hanno, penso ad esempio al turistico e alberghiero che noi abbiamo qui, tra l'altro a Venezia, sono settori di grande importanza per il nostro territorio, Venezia e il Veneto, ed è importante che abbiano questa tutela per impedire i licenziamenti, dare ai lavoratori una risposta. Nei provvedimenti sarà tenuto conto anche delle difficoltà incontrate dalle famiglie nella gestione dei figli, ora che le scuole sono chiuse. Bisogna pensare anche ai voucher oppure addirittura ai congedi parentali per tutti. E questo comporta un intervento importante dal punto di vista anche di sostegno finanziario, ma va assolutamente fatto. Le famiglie hanno diritto di stare vicino ai loro figli in questo momento. Altro intervento è quello di carattere fiscale, per ovviare ad un problema di liquidità sia di famiglie che di imprese. Ridurre al massimo i pagamenti prossimi di interventi fiscali vari, ma anche sospendere i mutui e fare in modo che quando si dovrà pagarli questo venga rateizzato nel tempo, perché che non succeda che magari nel momento in cui si supera questa crisi poi arriva un eccesso di assenza di liquidità per i pagamenti arretrati.